Luca Zaia si smarca e prende le distanze dalle liste presentate dalla Lega. Dice io non c'entro. Dopo gli esclusi e i malumori, il presidente della giunta regionale del Veneto si chiama fuori e dice il direttorio non è mai stato convocato, ma come sempre chiede che ora non ci siano polemiche. Le dichiarazioni però sono di fuoco, le vediamo sulle prime pagine di tutti i quotidiani locali di oggi. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da Nord-Est. Io sono Jack Calcetto, oggi è mercoledì 24 agosto 2022, la prima notizia del giorno riguarda il gelo di Zaia, così titola il Corriere del Veneto in prima pagina. Non sono le mie liste, dice il presidente del Veneto. Altre polemiche, come sottolinea il Corriere del Veneto, negli altri partiti, da Brunetta a Donazzan e D'Inca, la nuova vita e le polemiche degli esclusi. Ma a tenere banco appunto è il caos e il malcontento interno al Carroccio. Il voto e la Lega, candidati solo Salviniani e Treviso bastonata, il governatore si smarca, aspettiamo il 25 settembre. Questo era sempre il Corriere del Veneto. Vediamo il Gazzettino, liste Lega, Zaia, io non c'entro. Treviso, dopo i tagli esplode la rabbia dei delusi, stiamo consegnando il Veneto a Fratelli d'Italia. Il giornale di Vicenza ancora apre sempre con questa notizia: verso le elezioni il governatore sull'autonomia, il centrodestra si gioca la sopravvivenza, ma il titolo in grande: Zaia si smarca, liste non mie. Tra delusi e salvati, i leghisti vicentini chiudono in rosso, musi lunghi nel PD. Queste le reazioni, diciamo, a tutto campo per quanto riguarda il voto a Vicenza. E sempre nel Vicentino, sempre sulle pagine del giornale di Vicenza, prosegue il commento sulla presentazione delle liste per le elezioni del prossimo settembre. C'è una polemica promossa dalla opposizione cittadina all'amministrazione del sindaco Rucco. L'opposizione critica le candidature di Giovine, Ierardi e Zocca e la prospettiva di un nuovo turnover di deleghe nella giunta. Di cosa si tratta? Dei 3 assessori in fuga, cioè candidati alle politiche che potrebbero essere eletti e quindi lasciare il loro incarico nella giunta Rucco. Chi governa la città? Chiede il Partito Democratico. Formisano, segretario del Partito Democratico di Vicenza, dice il sindaco Rucco è sempre più solo. Gli fa eco Grande Vicenza, che parla di scelte contro i cittadini. Insomma, polemiche sulle liste elettorali del centrodestra a Vicenza, polemiche soprattutto, come abbiamo visto, interne poi alla Lega in Veneto, con le dichiarazioni pesantissime del presidente Zaia. Sui quotidiani del gruppo Gedi, liste le ho lette sul giornale e non rispondo dell'operato altrui. Le scelte dei candidati sono sbilanciate verso la componente salviniana e quindi Zaia commenta così, chiudendo come sempre con parole concilianti: ora tutti uniti per la causa, ma attenzione sull'autonomia. Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia si giocano la sopravvivenza. Questo il monito di Luca Zaia. Ma proseguiamo con lo sfoglio dei quotidiani di oggi. Le notizie e i temi sono tanti. La pausa estiva è davvero finita, si parla di case di riposo ma anche di sanità, di matrimoni. Vedremo del tema della siccità e delle sue conseguenze per i fiumi e ancora di carcere e rieducazione. Partiamo dal Mattino di Padova di oggi. La notizia in prima pagina riguarda appunto le case di riposo. È l'unico dei quotidiani locali, il Mattino di Padova, a non aprire con la notizia legata alle dichiarazioni durissime del presidente Zaia, critiche rispetto alle liste della Lega.
E la notizia in apertura del Mattino di Padova invece riguarda le case di riposo. Caro rette, 1.000 euro in più all'anno. Allarme inflazione, gli istituti sono costretti ad alzare le tariffe di almeno 3 euro al giorno a causa dell'aumento delle bollette. Facci, il presidente di Uneba, che raccoglie 96 strutture nel Padovano, parla di una mazzata peggiore del Covid. Questo il titolo in prima pagina. La notizia poi è la prima della cronaca locale. Gli effetti dei rincari sono pesantissimi, salasso bollette, case di riposo in rosso, le rette cresceranno appunto di 3 euro al giorno. Queste le previsioni di Francesco Facci, presidente di Uneba, che fa i conti. I costi sono raddoppiati, è peggio del Covid. Nell'articolo di Silvia Bergamin si passano in rassegna i casi di diverse case di riposo del Padovano. Ad esempio la Santa Tecla di Este un anno fa spendeva 200.000 euro, ora ne spende 400.000. E sulla stessa pagina c'è anche la denuncia della Fondazione Franchin Simon, che dice: attenzione, noi abbiamo gli stessi consumi, la spesa però è triplicata, così non ci resta che chiudere, ma attenzione, noi diamo un servizio alle famiglie. Quindi naturalmente è un problema questo legato all'inflazione e al caro energia. Se i conti delle case di riposo vanno in rosso e queste poi sono costrette a chiudere, naturalmente è un servizio in meno che verrà a mancare agli anziani e alle famiglie non solo del Padovano ma di tutto il Veneto. La strada per evitarlo attualmente sembra quello di un aumento della retta con 3 euro in più al giorno di costi in capo, quindi agli ospiti e alle famiglie 1.000 euro in più all'anno. Una vera e propria stangata, ed è incredibile che questo gigantesco problema non sia ancora al centro dell'agenda politica, almeno regionale, dato che è la regione ad avere competenze sul sistema sociosanitario e in particolare sulle case di riposo. È attesa da oltre 20 anni, dal 2001, una riforma delle IPAB. Il Veneto è l'unica regione assieme alla Sicilia, anzi ora è l'unica perché la Sicilia è arrivata al traguardo, gli unici a non aver ancora approvato questa riforma. Un progetto di legge è presentato in Consiglio regionale ma è fermo e non è ancora iniziato l'esame in commissione. Evidentemente non viene giudicata una priorità questa da parte della maggioranza, che è la stessa a governare, quella del presidente Zaia, dal 2010. Ma voltiamo pagina, parliamo di sanità, una notizia che troviamo sul Corriere del Veneto. La troviamo in prima pagina, ancora sotto le polemiche, il gelo di Zaia non sono le mie liste, l'abbiamo già visto, ma poi in piccolino: accordo con l'Ateneo di Messina, pochi medici in corsia, il Veneto va a caccia di neodottori in Sicilia. E a pagina 5 leggiamo la notizia: in breve adesso il Veneto va a prendere i medici in Sicilia, accordo della regione appunto con l'Università di Messina per assumere gli specializzandi del terzo anno. Si tratta di un accordo sottoscritto dalla regione del Veneto e dall'Ateneo di Messina, prevede l'assunzione a tempo determinato degli specializzandi a partire dal terzo anno del corso di formazione, con un concorso pubblico e una graduatoria separata. Continua quindi la caccia ai medici da parte del servizio sanitario pubblico. Durante i 2 anni e mezzo di pandemia la sanità pubblica ha visto aggravarsi la carenza di specialisti ormai cronica a causa della fuga nel privato o sul territorio di centinaia di medici ospedalieri, che spesso vanno anche all'estero o in altre regioni. E quindi le regioni vediamo però che vanno in ordine sparso. Mentre la Calabria va a prendersi 500 camici bianchi a Cuba, sollevando un mare di critiche e proteste, il Veneto sfrutta proprio il decreto Calabria per assumere gli specializzandi dell'Università di Messina. Difficile che questa sanità regionalizzata
come diceva ieri Crisanti in una intervista per il Manifesto, difficile che possa funzionare questa sanità in cui le regioni vanno in ordine sparso e arrivano addirittura a rubarsi l'un l'altra i medici e i neo dottori. Così probabilmente non andremo da nessuna parte. Ieri il professore, direttore della microbiologia di Padova, proponeva anzi una svolta, candidato con il Partito Democratico nella circoscrizione estero, proponeva una sanità pubblica più italiana, più in grado di operare in modo unitario a livello nazionale, senza le regioni in competizione tra loro. Notizia di oggi, invece, il Veneto va a pescare medici in Sicilia. Proseguiamo con la lettura dei quotidiani e sul giornale di Vicenza in prima pagina abbiamo una notizia che riguarda i costumi della società, dimezzati i matrimoni in chiesa, più agenzie che social per trovare un marito. Questa è la prima notizia della cronaca locale berica, e a pagina 10 e 11 una doppia paginata con articoli di Milani Vincenzi e Armeni Giulia. L'amore oltre i social, così l'anima gemella si trova con l'agenzia. La tendenza in città opera Versus, che ha sedi in Veneto, in Friuli e anche a Roma, quindi un'agenzia che dice: gli annunci non sono affatto sorpassati, molti dei nostri clienti sono i delusi della rete, dove non è raro imbattersi in profili fasulli. Qualcuno commenterebbe a questo punto ok boomer, ma c'è appunto tutto un articolo con l'intervista al titolare di una di queste agenzie, che dice ad esempio: la maggior parte dei nostri clienti ha un'età compresa tra i 40 e i 60 anni. L'altra notizia riguarda il fatto che non ci si sposa più o quasi più in chiesa, dimezzati infatti i matrimoni in chiesa, volano i sì davanti al sindaco, ci si sposa quindi in comune, le cerimonie civili sono aumentate del 30%, stabile il numero totale delle unioni, da gennaio a luglio si sono contate 58 pratiche di divorzio e separazione. Queste un po' le statistiche. Nei primi 7 mesi del 2022 sono state 28 su 137 le nozze tra virgolette sacre, quindi in chiesa, contro le 51 dello scorso anno, numeri che riguardano appunto i matrimoni nella città di Vicenza. Questo per quanto riguarda la rubrica Costume e Società di oggi. Le ultime notizie sulle pagine del Gazzettino con la siccità. Il Gazzettino dedica una pagina al racconto del tesoro svelato dai fiumi nell'estate della siccità estrema. I corsi d'acqua in secca restituiscono preziosi reperti archeologici, carri armati e anche navi della seconda guerra mondiale. In Veneto persino le casseforti della Mala del Brenta. Notizie già letto, già visto nei giorni e nelle settimane scorse, di grande siccità e con il livello dei fiumi quasi sottoterra, e oggi appunto un'intera pagina con il racconto di questa vicenda sul Gazzettino. L'ultima notizia di oggi invece la troviamo sui quotidiani del gruppo Gedi, riguarda un progetto promosso dalla Regione del Veneto nelle carceri. Un progetto che riguarda il reinserimento sociale dei detenuti. La Regione assume quindi formatori carcerari, questo nell'ottica di una giustizia riparativa e reinserimento sociale. Così dice il presidente della regione Luca Zaia nel presentare il progetto. Una statistica: nelle carceri del Veneto sono recluse 2392 persone, ma senza rieducazione, dice anche Zaia, la civiltà vacilla. Chi ha calpestato la legge, sottolinea l'esponente leghista, deve espiare la pena, ma poi va recuperato. Quindi la tolleranza zero leghista si coniuga comunque con il reinserimento sociale, la giustizia riparativa e quindi
la rieducazione, perché senza di questa il senso delle carceri non c'è più. L'apertura del pezzo sui quotidiani del gruppo Gedi è incredibile, dal bastone alla carota. A volte davanti a crimini efferati la tentazione è quella di gettar via la chiave della cella, ma è pur vero che se in carcere viene in meno la rieducazione, allora l'intera civiltà del paese vacilla. Per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. Noi torniamo a sentirci domani mattina. A tutte e tutti voi nel frattempo da Jack Calcetto un saluto e una buona giornata.